Ed eccoci qua, siamo nell'entrata della famosa Grotta 1 dove inizia tutto qui. Per caso o no, ma comunque inizia tutto qui, con il trovamento dei manoscritti famosi, i rotoli di Mar Morto. Bentornati in diretta, cari telespettatori. Sentite in sottofondo la musica di Indiana Jones, perché noi abbiamo il nostro di Indiana Jones, amiamo chiamarlo così. In realtà è un preparatissimo ricercatore esperto dei rotoli del Mar Morto. Bentornato a David Adamovic. Grazie, Ciao, ben ritrovati. How are you? Abbastanza bene. Abbastanza bene, sì. Sempre in giro per il mondo a fare scoperte, poi ce le vieni a raccontare, vero? Allo studio di questi scritti degli antichi, nei quali loro trovavano le porzioni, e studiavano ovviamente, dedicavano un terzo del giorno, ma anche un terzo della notte, a leggere questi scritti degli antichi che per loro erano fondamentali. E questa è la categoria dei rotoli, tra 900 rotoli, che è la più importante. Non tutti hanno la stessa importanza. Ebbene, in questi scritti degli antichi, cosiddetta Tanakh, come chiamava il mio popolo e lo chiama tutt'oggi il mio popolo ebraico, questi scritti antichi, in questa porzione di scritti degli antichi sono state rinvenuti racconti che loro poi anche copiavano, e non solo copiavano, leggevano, studiavano, ma perfino approfondivano scrivendo dei commenti oppure approfondimenti su quello che hanno letto, e così sono nati altri rotoli che sono legati ai scritti degli antichi. Faccio un esempio: nel rotolo di Qumran trovato nella grotta 4 c'è il resto del rotolo intitolato con la sigla 4Q365, e in quel rotolo leggevano e approfondivano le citazioni di scritti degli antichi che riguardano l'esodo del popolo ebraico, la schiavitù in Egitto, e anche l'esodo e anche attraversamento del Mar Rosso. Avete visto per caso il film 10 Comandamenti? Il cartone animato Principe Mosè? Bene, le porzioni di quella storia tramandata nei scritti degli antichi fa parte dei scritti trovati a Qumran. E per molti, ecco qui stasera arriviamo, leggenda oppure realtà, per molti pensatori studiosi sono le collezioni delle leggende, dei miti che non sono mai accaduti. Ebbene, stasera andremo a leggere, esaminare questi racconti alla luce dei rotoli di Mar Morto trovati, ma anche alla luce dei scavi che sono stati effettuati in Egitto, nella terra di Goshen, la parte alta dell'Egitto, e in particolare anche nel deserto in Egitto, vicino alla catena montuosa detta catena Sinai. Bene, queste sono le copie dei rotoli che sono state trovate in diverse grotte di Qumran, dove loro leggevano in ebraico. Questo rotolo veniva chiamato, e ancora oggi, Shemot. Praticamente è un secondo rotolo che fa parte della Torah Moshe. E in questo rotolo praticamente hanno copiato le descrizioni che riportavano le informazioni che nella terra di Goshen, che è una terra fertile, ebrei si sono stabiliti e in seguito furono sottomessi, diventando schiavi, in mano degli egiziani. Vedremo insieme le descrizioni e degli scavi che hanno portato alla luce proprio qui nella terra di Goshen. Chi dubitava dell'esistenza della schiavitù degli ebrei, scavi negli ultimi decenni hanno riportato alla luce ritrovamento delle costruzioni del tipo delle case non egiziane proprio nella terra di Goshen, e questo praticamente ha attirato l'attenzione di molti archeologi a prendere in considerazione eventuale questione aperta riguardo l'abitazione degli ebrei in Egitto, che si riteneva una leggenda. Quindi la terra di Goshen, come nei rotoli antichi fu detto, ha fornito l'esistenza delle costruzioni, delle case non del tipo egiziano. Altra cosa molto interessante che è stata riscontrata da archeologi, che egiziani
conservavano ricordo di questo popolo nomade, di un popolo che non veniva annoverato fra i popoli, non era chiamato una nazione Israele, ebrei Israele, nazione Israele. L'espressione ebrei come nazione Israele troverà molto più tardi, ecco qui una descrizione sopra che vedete, stiamo parlando già del tardo periodo, X, XII, IX secolo, dove si parla degli ebrei come una nazione Israele. Quindi nell'epoca di Mosè, nell'epoca del presunto esodo, per adesso diciamo presunto esodo perché per i critici è stato un presunto esodo, anche se abitanti di Qumran lo accettavano come pura realtà, per questo copiavano e leggevano questi rotoli particolari. Ora, nell'epoca il popolo non veniva indicato col nome Israele, ma semplicemente sono stati trovati papiri in Egitto dove egiziani raccontavano di questo spostamento, di questi Hapiru, di questi popoli nomadi. Vivevano le tende, si spostavano e sono venuti a vivere in Egitto. Infatti i rotoli raccontano questo, che nella terra di Goshen inizialmente ebrei, figli di Abramo, Isacco e Giacobbe, circa 70 persone, poi si sono moltiplicate, hanno popolato terra di Goshen e in seguito sono diventati schiavi in Egitto. Cosa accade? Le case che sono state i resti dei pavimenti delle case, le costruzioni trovate nella terra di Goshen hanno riportato, prendere in considerazione quando ormai Israele viene conosciuto con questo nome nella terra di Canaan, hanno portato in considerazione a vedere che in effetti, come è stato descritto anche nei rotoli antichi ma anche nella traduzione in greco, perché fu fatta nel III secolo a.C. traduzione di questi scritti in greco, detta 70, che abitanti di Qumran leggevano, hanno riportato i studiosi a considerare questi fatti interessanti, cioè l'esistenza delle case di questo tipo fuori Egitto, cioè ecco qua, come potete vedere, nella terra di Canaan, quando gli ebrei si sono stabiliti sopra e hanno preso parte della terra promessa, sono state rinvenute le case che ebrei avevano e costruivano, quando ormai conosciuti come la nazione di Israele, identiche a quelle che sono state trovate nella terra di Goshen e nell'Alto Egitto. Ora, la descrizione che abitanti di Qumran copiavano riguardo il duro lavoro e riguardo la schiavitù, si sta parlando di una produzione dei mattoni con la paglia e delle costruzioni richieste dal faraone. Cosa interessante è che le scoperte archeologiche in Egitto hanno fornito dei racconti e le cronache dei faraoni che hanno vissuto episodi di grandi costruzioni in cui proprio questo metodo di costruzione, mattoni con la paglia, è stato descritto praticamente. È vero che ancora oggi in Egitto ci sono le persone che continuano a costruire mattoni con la paglia e i resti in Egitto dei muri antichi costruiti in questa maniera esistono ancora. Altra cosa interessante da notare su queste vignette nelle tombe dei faraoni, dove si vedono le cronache di quanto accaduto nel passato in Egitto, si vede esattamente come venivano motivati gli schiavi. Questa è stata la motivazione e ovviamente sono stati anche rinvenuti i resti delle statue del faraone Ramese, conosciuto come grande costruttore d'Egitto. Nei rotoli che abitanti di Qumran copiavano, e come nel testo citato poco fa, 4Q 365, si parla di un Mosè che ha fatto carriera in Egitto ma ha dovuto poi scappare, fuggire dall'Egitto e fermarsi nella terra di Madian. Ora, il racconto dei rotoli che loro leggevano e copiavano parla che la terra dei Madianiti, che eccola qui, si trova in realtà nella parte dell'Arabia, non nella parte dell'Egitto. E il racconto dice che quando Mosè pascolava il gregge vicino a questo monte del monte Sinai, dove catena montuosa del Sinai si protrae e va anche qui, ci fu la cima detta Horeb. Su questo monte, il racconto che abitanti di Qumran copiavano, si dice è apparsa la chiamata e la missione quella di andare a liberare il popolo dall'Egitto. Andremo a vedere cosa hanno scoperto archeologi riguardo ipotesi
riguardo l'ipotesi di un esodo dall'Egitto e attraversamento del Mar Rosso. Se c'è stato, dove eventualmente poteva esserci attraversamento del Mar Rosso, perché abbiamo Mar Rosso di qua, nel Golfo di Suez, Golfo di Aqaba, Mar Rosso e qui. Se Oreb si trova nella terra dei Madianiti, allora l'unico attraversamento plausibile è qua, del Mar Rosso, nella parte di Golfo di Aqaba. Così, tradizionale punto dove pellegrini vanno a trovare il famoso Monte Sinai, che sarebbe qui, sarebbe fuori e non sarebbe il vero luogo dove le persone vanno a trovare la cima del Monte Sinai dove c'è stato Mosè. E sentite il racconto dei rotoli che loro copiavano, diceva così: vai perché io sarò con te, il testo continua, e quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi verrete su questo monte. Quindi se l'appuntamento è dall'esodo dell'Egitto verso monte che nella terra dei Madianiti, la catena montuosa di Sinai che è qui, questo monte tradizionale di Sinai sarebbe fuori, non sarebbe vero, non sarebbe reale, autentico. Il racconto dei rotoli che abitanti di Qumran copiavano e leggevano e anche perfino commentavano e studiavano nel documento Resto del Rotolo 4Q365 parlano e descrivono e leggono dei miracoli e dei segni prodigi compiuti per liberare gli schiavi, il popolo preso dal giogo egiziano. Si sta parlando dell'Esodo praticamente, e un'altra informazione che indica qual è la strada che il popolo ha intrapreso uscendo dall'Egitto. Traduzione dal Shemot: quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, non fu condotto per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina. Ecco, se andiamo a vedere sulla mappa, il paese dei Filistei è sopra la parola partiti. Quindi dall'Egitto per andare sopra sarebbe la strada più corta. Dice no, non andarono per la strada più corta, benché fosse vicina. Elohim fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso. Quindi ci sono indicazioni che indicano verso quale punto del Mar Rosso. Il testo nei rotoli che veniva copiato, gli israeliti dice così: partiti da Sukkot, eccolo qua, si accamparono a Etam all'estremità del deserto. Infatti rispetto a Sukkot, Etam ha una posizione geografica che è l'estremità del deserto. Se fossero partiti da Sukkot, la terra di Goshen, dall'Egitto, quale mare c'è da attraversare fino a Etam? Nessun Mar Rosso. Quindi il Mar Rosso, il attraversamento del Mar Rosso della parte del Golfo di Suez è escluso, perché il tragitto descritto ci porta verso Etam, anzi ci porta esattamente verso terra dei Madianiti e la catena montuosa di Sinai che si trova nella parte degli Arabi. Infatti è proprio questo che archeologi studiosi hanno trovato. Se, secondo le stime e secondo indicazioni di rotoli che sono state dette, all'Esodo ha partecipato qualcosa come 500.000 di persone, calcolate, non hanno calcolato, contato donne e bambini. Se fossero doppio di 500.000, si sono chiesti studiosi quale tragitto sarebbe più applausibile per arrivare qui? È possibile condurre bambini e anziani nell'interno di un deserto dove ci sono le montagne e il terreno è scosceso e difficile da percorrere? Ebbene, hanno proprio individuato e visto che in effetti in questa zona, come indicata, da Etam in giù, ci sia una specie di autostrada, il fondo del fiume, che finge da un'autostrada che porta alla fine proprio in direzione verso terra dei Madianiti, verso catena montuosa di Monte Sinai in Arabia, e c'è una specie di piattaforma davanti al Mar Rosso che oggi praticamente collocata qui è indicata con il nome Nuweiba. E la cosa interessante, guardate l'apertura, è una specie quasi di autostrada dove è plausibile vedere che ci possa esserci la possibilità di percorrere
anche a far percorrere 500.000 di persone, e quindi è plausibile prendere in considerazione che in seguito a un esodo dall'Egitto la gente si poteva accampare qui, proprio su questa piattaforma. Ma guardate un'altra cosa interessante, al di là della larghezza e della possibilità. Gli studiosi hanno trovato un testo che riguarda Giuseppe Flavio. Giuseppe Flavio racconta, grazie alla tradizione ebraica, nelle antiche giudaiche, nel suo libro, del fatto che proprio questa fu la strada che egiziani hanno percorso dietro ai schiavi, dicendo: anche essi percorsero il passaggio, da cui passarono gli ebrei, con l'intenzione di chiuderli tra gli inaccessibili precipizi e il mare. C'erano da entrambi i lati montagne, infatti in questo percorso ci sono da entrambi i lati montagne, che terminavano a mare, infatti questo percorso termina a mare. Invalicabili, e sbaravano loro la via di fuga. Questo è l'unico plausibile passaggio dove poteva esserci preso in considerazione l'esodo dall'Egitto verso il Mar Rosso, in questa zona qui. Guardate qui, non soltanto che era possibile accampare le persone su questa superficie, ma anche dall'altra parte. Vedete, è molto vasta, quindi anche se dovesse esserci il calcolo di 500, mezzo milione di persone, più donne e bambini, se aumentava, ci sarebbe stato spazio. Una cosa interessante, il racconto dei rotoli antichi che abitanti di Qumran copiavano, dice che le grandi acque erano aperte grazie a un intervento straordinario e che il popolo ha passato in mezzo al mare sulla terra asciutta, e questa è la cosa che nel documento 4Q, rotolo 4Q, 365 abitanti di Qumran descrivono e studiano in profondità. Si disse, e i rotoli raccontano, che i carri degli egiziani e i cavalieri, che sono entrati anche loro in mezzo al mare sull'asciutto per riconquistare, riportare indietro gli schiavi, si dice nel testo che loro copiavano che l'Eterno, questo essere Elohim Adonai, staccò le ruote dei carri egiziani per rendere lenta l'avanzata e per poter fare uscire il popolo dall'altra parte. E poi, cosa interessante, il testo dice, quando il popolo uscì, le acque ritornarono e ricoprirono i carri, i cavalieri, tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti, non ne scappò neppure uno. Ora, se questo passaggio è venuto qui a Nuweiba, esattamente come è detto, da Sukkot a Etam, e poi sono andati in questa zona per giungere verso Monte Sinai in Arabia, terra di Madianiti. Attuale Monte Sinai, dove la gente viene portata, non è Monte Sinai su cui tradizionalmente si credeva Mosè era accampato con il popolo dopo l'esodo dall'Egitto. Quindi indicazioni dei testi antichi, dei rotoli, dei documenti, delle indicazioni di Giuseppe Flavio e delle descrizioni delle località descritte ci portano verso Mar Rosso, qui nel Golfo di Aqaba, in questa zona, in prossimità di questo Monte Sinai, nella terra di Madianiti in Arabia. E infatti, sapete cosa hanno fatto archeologi? Hanno iniziato a vedere se ci sono le tracce dell'esodo. Se 500.000, senza contare donne e bambini, è passato in mezzo al mare, ci sarà qualche traccia di questo passaggio? Ebbene, hanno esaminato i fondali del Mar Rosso nella zona del Golfo di Suez e hanno visto che qui i fondali del Mar Rosso non sono talmente adatti per un passaggio con donne e bambini anziani, perché il terreno è scoscese e difficile da percorrere. E invece sono stati sorpresi quando hanno iniziato le ricerche e esplorare i fondali del Mar Rosso nella zona del Golfo di Aqaba, in particolare in prossimità del passaggio a plausibile Nuweiba, dove c'è la piattaforma dove possono essere accampati anche 500.000 di persone e che è la parte finale di una specie di autostrada in mezzo al deserto, e che è vicino ai posti collocati, descritti e in prossimità del Monte Sinai, sono rimasti sorpresi perché proprio in questa zona qui il fondo del Mar Rosso, a differenza di
Golfo di Suez, il fondo del Mar Rosso qui, proprio qui, in questa zona, il fondo del Mar Rosso si presenta in una maniera straordinaria, adatta per un passaggio di un esodo di circa 500.000 di persone. Guardate qui, proprio in questo punto, non soltanto che il Mar Rosso in questo punto, il fondo del Mar Rosso è particolarmente propizio e buono perché non presenta tanti coralli e il terreno scosceso difficile da percorrere con donne e bambini anziani, ma soprattutto perché dalla parte dell'Egitto verso Arabia, proprio in mezzo dove era possibile accampare su questa piattaforma 500.000 di persone, si presenta il fondo del Mar Rosso alzato e piatto come una larghissima autostrada, dove era possibile veramente far passare e far effettuare questo esodo passaggio sull'asciutto. Cosa interessante, se la piattaforma fosse stata spostata qui, sarebbe stato difficile, impossibile per donne, bambini, anziani percorrere questa strada, perché vorrebbe dire è come gettarsi da una muraglia altissima di sabbia e suicidarsi. Invece questo fondo del Mar Rosso di sabbia davanti si presenta solo sul punto in particolare dove c'era la piattaforma dove potevano accampare 500.000 di persone. E l'altra cosa molto interessante, quando hanno iniziato a fare le ricerche del fondo del Mar Rosso in quella zona, che poi tra l'altro quella zona si trova a poche decine di metri sotto il livello del Mar Rosso. Quindi sotto 20-30 metri abbiamo già questo fondo del Mar Rosso così piano e dritto da una parte verso l'altra. E sapete cosa è accaduto? Durante le ricerche che sono state effettuate grazie alle attrezzature specificate, osservazioni che utilizzavano, sono riusciti a individuare dei coralli con le strane forme. E cosa interessante, quando hanno elaborato il computer e si sono concentrati in quale zona andare per approfondire le ricerche e prendere, sono riusciti a scoprire proprio questo: le ruote, i resti dei carri egiziani, cioè le ruote dei carri egiziani proprio in questa zona del Mar Rosso. E cosa interessante che è accaduta è questa: noi sappiamo che la lava vulcanica può pietrificare e conservare oggetti anche delle persone, come è successo, vi ricordate, il Vesuvio, Pompei, tutta questa cosa qui. Quindi dopo i millenni di anni, lo stesso i coralli riescono, se sigillano per bene degli oggetti che siano di ferro, di legno, a conservarli nonostante gli anni e i secoli che passano. Una cosa interessante che è uscita fuori è che le ruote dei carri che sono stati rinvenuti in questa zona sono identiche a quelle che abbiamo nei musei. Quindi gli esperti di egittologia se ne rendono conto di che tipo sono queste ruote e hanno individuato solo una ruota non del tipo egiziana. Tutte le ruote praticamente presentano caratteristiche perché sono le ruote che sono fatte a 4 e anche a più raggi, ma la cosa a 4 e anche a 6 raggi. Ma la cosa interessante è questa, delle ruote trovate a 4-6 raggi del tipo egiziano identiche, è stata trovata una ruota dorata, una ruota non egiziana, ed è stato scoperto che quello è una ruota esattamente dei carri dei siriani. Cosa fa in mezzo alle ruote egiziane una ruota dei carri siriani dorata? Ebbene, hanno scoperto proprio questo. All'epoca di Tutmoses IV, egiziani hanno conquistato e vinto siriani e come bottino di guerra hanno preso dei carri che loro avevano con le ruote dorate. E erano una specie di carri particolari che le persone influenti o sacerdoti oppure condottieri in Egitto avevano, queste ruote conquistate dai siriani.
Quindi anche questo dettaglio molto interessante ci induce a capire, grazie all'epoca di Thutmose, quale dinastia dei faraoni è stata coinvolta in questo passaggio, inseguimento nell'interno dell'apertura del Mar Rosso, e capire quanto tempo prima di Cristo, della nostra era, quanti secoli indietro ci fu questo esodo in base a calcoli degli anni e le cronologie che si possono trovare. Un'altra cosa molto interessante, non soltanto che furono rinvenute sotto i coralli i resti in questa zona dei cari egiziani, ma soprattutto sono stati anche rinvenuti dei femori umani, e non solo, una cassa toracica, guardate la cassa toracica umana conservata, e perfino anche il zoccolo di cavallo è stato conservato. Quindi ci sono diversi elementi, proprio il luogo, Mar Rosso, in fondo non soltanto i resti dei cari egiziani, ma anche femori umani, cassa toracica e zoccolo del cavallo. E come se non bastasse, dall'altra parte di questo passaggio dei getti trovati in questa zona del Mar Rosso praticamente, c'è la terra dei Madianiti, la terra dove dopo l'Esodo dovevano trovarsi, perché l'appuntamento è stato questo: dopo l'Esodo voi verrete qui, su Monte Horeb, della catena montuosa Sinai, che nella terra dei Madianiti, cioè oggi Arabia. Hanno rinvenuto una cosa impressionante, che poi tra l'altro rotoli antichi descrivevano, che questo potente personaggio, Elohim Adonai dell'universo, è sceso nella sua potenza e gloria nel fuoco, e tutta la cima del monte Sinai, dopo questo esodo, questo appuntamento, questa cima del monte Horeb è stata presa dal fuoco, bruciava. E di questo ancora anche copiano e scrivono praticamente anche abitanti di Qumran nei loro scritti, nel documento che ho citato prima. Archeologi studiosi hanno proprio individuato solo una cima della catena montuosa del monte Sinai in questa zona, nella terra praticamente dei Madianiti, oggi in Arabia. Hanno individuato solo una cima che ha un colore di una conformazione rocciosa completamente diversa da quello che è praticamente la base della montagna. Qualsiasi tipo di montagna, se voi andate a vedere il colore, praticamente ci sono diversi tipi di colori di montagna e delle cime, ma è difficile trovare un contrasto così grande tra la cima di un monte come in questa zona rispetto il monte chiaro, diciamo il colore chiaro della parte di sotto della montagna. E come se non bastasse, in questa zona che oggi è circondata, non è accessibile più alle ricerche e approfondimenti, perché è una base militare, non permettono alle persone di andare in questa zona. Ma ciò nonostante, studiosi archeologi hanno rinvenuto le tracce degli insediamenti umani nell'antichità, e hanno trovato, oltre alle tracce degli insediamenti umani, anche delle vignette e molti resti e segni di quanto qui accadeva ai piedi di questa montagna, in questa zona qui. Si dice nei rotoli antichi che fu proprio che nella gloria di fuoco scese questo essere personale che in presenza del popolo sul monte Horeb, sul monte Sinai, c'era questa presenza di fuoco. Ecco perché abitanti di Qumran erano attratti da questo tipo di scritti, perché le parole che sono nei scritti degli antichi sono le parole date da questo essere personale. Ed è bello vedere oggi, dopo millenni, alla luce dei ritrovamenti dei rotoli antichi che contenevano questi racconti, e alla luce delle moderne scoperte archeologiche, i scavi e esplorazioni che hanno fatto, come la realtà di oggi combacia e rispecchia le vecchie descrizioni che sono state tramandate e descritte. Un'altra descrizione molto interessante in questi rotoli, che abitanti di Qumran copiavano, è la descrizione che riguarda l'entrata nella terra di Canaan. Leggendo queste descrizioni e copiando,
Si narra che in una battaglia, prima di entrare e prendere possesso, c'è stata richiesta da parte di Giosuè di allungamento della giornata, perché il sole stava per tramontare e così viene copiata la frase che abitanti di Qumran anche avevano e copiavano. Allora Giosuè parlò e disse in presenza di Israele: sole, fermati su Gabaon, e tu luna sulle valli d'Aialon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto. Ora, la cosa interessante è questa qui. La descrizione che ai critici sembrava nel passato e sembra una leggenda, che la terra si possa fermare, che ci fosse un giorno talmente lungo in cui il sole non tramontava, finché non avevano compiuto l'esito della battaglia e la conquista. Ma la cosa strana, molto strana, è questa, è che gli scavi archeologici proprio in questa zona hanno trovato una lettera con un contenuto molto strano. Si sta parlando di lettera di Mursilish, suo 10° anno corrisponderebbe al 40° anno del popolo dell'esodo dei popoli degli ebrei, che dopo 40 anni dall'esodo vagavano nel deserto, e si dice che sua madre, la regina Tavanna, interpretò un fenomeno solare come funesto per il suo regno. E quindi, cosa interessante, gli storici escludono che si trattava di eclisse, perché questi popoli che stavano lì conoscevano bene le eclissi in anticipo, quindi non avevano paura quando praticamente si oscurava. Qui dicono che questo fenomeno legato al sole era improvviso e si sono spaventati. Era una cosa che non aspettavano, non conoscevano. L'eclisse aspettavano e conoscevano, quindi non era eclisse. Quindi qualcosa riguardo al sole nei tempi antichi, in questo luogo geografico, è successo davvero veramente qualcosa oppure no? Già i rotoli e quello che copiavano gli abitanti di Qumran raccontano di allungamento della giornata. È interessante notare che dall'altra parte del mondo, se qui anticamente ci fu allungamento della giornata, cioè non accadeva il tramonto che è ritardato per tante ore, cosa sarebbe accaduto dall'altra parte del nostro pianeta? Se il sole qui non tramonta, dall'altra parte del pianeta, dove c'è stata la notte per diverse ore, 12, 9 o 11 ore, che cosa sarebbe accaduto? Teoricamente, allungamento della notte, vero? Ebbene, guardate una cosa interessante, dall'altra parte del mondo, gli studiosi, archeologi, hanno trovato una cosa molto strana e interessante nei racconti e nelle leggende andine, racconto di una spaventosa oscurità. Si parla di regno di Titu Yapankui, Panchakuti II, 15° monarca dell'antico impero. E sentite la traduzione di questo testo riguardo questa spaventosa oscurità. Nel 3° anno del suo regno le buone usanze furono dimenticate e il popolo si diede ad ogni forma di vizio, perché non vi fu alba per 20 ore. È molto strano che due popoli tra di loro che non si conoscevano, parlavano diversa lingua, vivevano in un luogo geografico così lontano uno dall'altro, raccontassero due cose diverse che combaciano completamente, come la mano destra con la mano sinistra. Come trovare le due metà di una mela che combacia per colore, grandezza e forma. E quindi è impressionante vedere che da una parte c'è la descrizione del popolo che c'era dall'altra parte, nella terra vicino a terra di Canaan, e dall'altra, dell'altra parte del mondo, nelle Americhe, un racconto così. Quando sono andati a vedere quale fosse l'anno di questo monarca da questa parte, per capire se combacia con l'epoca dell'Esodo, con l'epoca in cui ci sarebbe stato questo giorno allungato al tempo di Giosuè, secondo diversi calcoli, Livingstone aveva calcolato che se Esodo fosse stato
Nel XV secolo a.C., 1460, questo giorno che si è allungato ai tempi di Giosuè sarebbe il 1420, secondo Zaccaria Sitchin. Esodo è stato nel 1433, sono concordi che sia stato il XV secolo. Il giorno allungato ai tempi di Giosuè sarebbe il 1393, siamo al XIV secolo a.C. Secondo un altro studioso, Ron White, l'Esodo, se c'è stato secondo lui nel 1446, sempre il XV secolo, sono concordi tutti e tre che sia il XV secolo, questo giorno di sole in cui durò tante ore, non ci fu tramonto per tante ore, sarebbe 1406. Ebbene, guardate qui, terzo anno di Titu Yampakui, di cui si è parlato poco fa, in cui ci fu la notte in cui non ci fu alba per 20 ore, quel terzo anno corrisponderebbe si calcola dall'epoca del 1400 a.C. fino al 1394. Quindi non soltanto che si parla dello stesso avvenimento da due punti di vista geografici in due lingue diverse, ma si sta parlando dello stesso periodo. Dall'altra parte del mondo si sta parlando che questo accade praticamente a cavallo tra 15 e l'inizio del XIV secolo a.C. e la stessa cosa è nota dall'altra parte del nostro pianeta. Un altro racconto interessante che gli abitanti di Qumran copiavano nei rotoli è quello che riguarda la generazione prima del diluvio. Bene, per molti questo sembrava una leggenda, ma cosa interessante che non sono soltanto ebrei a ricordare nei loro testi un diluvio universale. Durante gli scavi in Siria, oggi il moderno stato Iraq, archeologi hanno trovato le tavolette di terracotta nella biblioteca di Assurbanipal in cui loro, in lingua antica, raccontano e ricordano che la nostra terra ha subito un diluvio universale, una catastrofe universale. Ma i dettagli in cui loro continuano a raccontano che l'umanità è sopravvissuta grazie a una barca con gli animali, e cosa molto interessante che raccontano del numero delle persone che sono uscite, da cui poi ci fu continuazione e l'origine di tutti i popoli. Racconto è molto analogo, non del tutto, ma è molto analogo nel succo del racconto con i testi e i rotoli antichi che abitanti di Qumran copiavano. Sorprende il fatto che oltre a queste cronache che sono state trovate nell'interno dell'antica Ninive, i racconti dettagliati che ci sono nei rotoli che abitanti di Qumran leggevano e copiavano riportano, che poi anche il mio popolo ebraico fino ad oggi ha copiato, riportano esattamente la collocazione dove, dopo il diluvio, quando sono ritirate le acque, si sarebbe fermata questa barca. Si sta parlando di Monte Ararat. Monte Ararat esiste ancora oggi, si sta parlando di moderno stato Turchia. E cosa che è molto ancora più interessante e strana per quelli che hanno pensato e hanno criticato dicendo che si trattasse di una leggenda, è che questo racconto è stato scoperto e riportato in 600 posti, in 600 scavi archeologici diversi. Sono stati trovati quasi 600 racconti sul diluvio. Quindi è molto sorprendente chiedersi e concludere, ma tutti questi popoli in luoghi diversi del nostro pianeta, come mai sanno di una cosa del genere e raccontano una cosa del genere? Chi gli ha detto? Come mai c'è questa trasmissione di un racconto in questa maniera? Se fosse stata solo una leggenda, è strano che si ricordano tutti di una cosa che non è mai esistita e la descrivono vivamente, e c'è trasmissione di quanto sarebbe stato accaduto al nostro pianeta. Su Monte Ararat, in Turchia, i satelliti hanno avvistato una strana forma sulla montagna, e quando
Quando gli abitanti di Qumran copiavano questi racconti e li commentavano, li descrivevano nei loro scritti, e è sorprendente vedere che nei scritti che loro copiavano sono state riportate le dimensioni, le proporzioni della costruzione dell'arca, di questa grande nave, barca. E si sta parlando di cubiti. Quindi, oltre che parlano di che materiale è stato utilizzato, dalle dimensioni si può capire la forma, e quindi è molto bello vedere che si sta parlando che fu fatta di stanze e poi alla fine descrizione, collocazione dove si era fermata. Ebbene, ci sono stati archeologi e studiosi che erano incuriositi per appurare e capire se potesse avere qualche somiglianza o è un caso, magari è soltanto una formazione rocciosa che non ha niente a che fare con i racconti dell'antico passato e eventuali leggende. Ebbene, un studioso in particolare ha voluto constatare geologi, chiedendo se esiste una forma rocciosa del genere in qualche altra parte del nostro pianeta. E la risposta è stata no. Seconda cosa che ho voluto sapere prima di investire il tempo, il denaro e rischiare a volte anche la vita, perché in Turchia in diversi decenni fa c'era anche il problema di instabilità, terrorismo e tante altre cose. Ora, cosa è accaduto? Voleva appurare il materiale. Questo sito qua, che materiale è? È solo una pietra, una montagna, quindi si lascia perdere perché è una montagna e basta, che si è formata in quella maniera. Bene, hanno prelevato campioni da questo sito strano, di questa forma così, che sembra una ciabatta, e hanno prelevato il campione di terra di montagna intorno. L'esame che è uscito fuori, poi in seguito pubblicato da Ron White anche e dai suoi collaboratori anche su diversi siti internet, si possono trovare delle percentuali che sono state esaminate nel laboratorio, percentuali esatte della pietra. Tutto il terreno intorno non è altro che montagna, pietra. C'è una piccola percentuale nei campioni prelevati intorno del legno, del carbone. Sorprendentemente al contrario, se il 90% la percentuale era della pietra e poco di carbone, campioni prelevati da questo sito qui hanno dimostrato il contrario, che si trattava di un legno pietrificato e il legno carbone era pietrificato 90% e che non era una montagna, ma soltanto una piccola percentuale, meno quasi di 10%, era la roccia, la pietra. E quindi subito si sono andati a fare degli scavi, a fare delle ricerche per capire meglio come è fatto questo sito, cosa presenta e così via. La cosa sorprendente sono state le misure. Guardando le misure e calcolando, secondo gli esiti di Ron White e della sua equipe, i cubiti descritti esattamente dell'altezza, larghezza e lunghezza di questa costruzione anticamente nei scritti ebraici corrisponderebbe e si avvicinerebbe esattamente ai cubiti egiziani, non cubito ebraico ma cubito egiziano. E questa è la cosa interessante. Altra cosa che è stata molto strana è che hanno trovato questa specie di ancore, questa specie di massi di pietra che forse secondo loro servivano come a tenere stabilità di questa nave che doveva muoversi in mezzo alle onde enormi che hanno trovato. E un'altra cosa, nel giugno di 2000 hanno trovato i resti antichi, rurali, delle abitazioni, delle costruzioni. Quindi secondo loro nell'antico passato, vicino a questa strana forma, c'erano le persone che si erano lì stabiliti per la prima volta e abitavano. Già nel maggio 2001 questi resti sono stati saccheggiati e portati via.
Un'altra cosa molto interessante che è uscita fuori è stato l'esame di una parte del pezzo del legno pietrificato. Di qui ne parleremo tra poco. Cioè questo legno pietrificato che è stato esaminato e tagliato, molto strano, il fatto che non presenta anelli. Voi sapete che qualsiasi albero che abbiamo oggi, albero normale, in realtà, che sia l'occhio visibile o no, ma comunque ha degli anelli. E questi indicano praticamente ogni anello che viene formato durante un anno, il tempo che scorre, quanti anni praticamente, di quanti anni è vecchio quell'albero. Cosa molto strana è che legno pietrificato, da cui è stata fatta questa costruzione, non presenta anelli. E quindi è molto strano capire in quali condizioni climatiche c'erano a crescere questi alberi di cui è stata fatta questa costruzione, quest'arca o qualsiasi cosa che sia, che poi è stata pietrificata. Come mai nell'antico passato esistevano gli alberi robusti da cui è stata fatta questa costruzione in seguito pietrificata che non rappresenta anelli? Quindi questa è una cosa molto interessante che è stata trovata. Un altro fatto interessante è questa: i testi che sono stati copiati da abitanti di Qumran che loro leggevano, poco fa vorrei anche aggiungere questa cosa qui, oltre il testo che loro copiavano, il resto del rotolo 4Q 365, le cose che abbiamo detto poco fa sono state, riguardo Esodo degli Ebrei e Mosè, Monte Sinai, descritti in un altro documento anche, 4Q 422, e invece nel testo 4Q 252 parlano e commentano e citano testi degli antichi riguardo diluvio, riguardo questa arca e gli avvenimenti legati all'umanità in quel periodo. E cosa interessante che grazie ai documenti che sono stati tramandati dagli ebrei si sta parlando di legno e di come fu costruita, oltre le dimensioni. Si sta parlando falla a stanze, doveva essere fatta a stanze, spalmala di pece di dentro e di fuori. Ed è molto interessante che, guardate questo punto qua, sotto la terra, sotto questa zona qui pietrificata, ripulita, hanno scoperto, grazie a metal detector, hanno scoperto che non si sta parlando di un ammassamento di legno che è stato in seguito pietrificato, ma si sta parlando di un legno che pare una costruzione. Non è che ci sia stato un ammassamento di bosco che è stato tagliato e ci fu magari un vulcano che ha pietrificato questo ammassamento di tronchi di un bosco tagliato. No, si sta parlando, grazie al metal detector, che pare ci sia una costruzione. E come mai è stato appurato questa cosa qui? Sono stati pubblicati anche degli esami di questo campione che è stato prelevato, tirato fuori, e le percentuali di legno pietrificato e anche di ferro, cioè di chiodi, che hanno confermato che si sta parlando di veramente una costruzione. E non solo, oltre questo si è visto proprio questo, che il presente sito presenta esattamente, fa vedere una specie di scompartimenti, guardate qui, una specie di divisione. E cosa affascinante, gli esiti del metal detector, i punti dove hanno trovato la corrispondenza di presenza dei metalli in base a quali hanno capito e costruito lo schema dei scompartimenti, che questo non è un semplice ammasso di tronchi di un bosco tagliato in seguito pietrificato da un vulcano, ma è semplicemente dimostrazione che si sta parlando di una costruzione,
una costruzione precisa che ha esattamente delle stanze, e le dimensioni delle stanze che sono state rilevate è molto impressionante. In seguito a certi articoli giornalistici nel 1977 già riguardo questi scavi archeologici, in seguito a questi ci fu un terremoto che ha avvantaggiato gli scavi e studi dell'equipe di questo studioso Ron White, che praticamente ha scrostato e ha fatto rimuovere buona parte del materiale pietrificato, facendo vedere esattamente le nervature, le costole praticamente della costruzione tipica e simile, molto simile a come oggi vengono fatte quando si costruisce praticamente una nave. E questa costruzione qua, cosa molto bella da specificare, per la sua forma, per la lunghezza, per la larghezza, assomiglia molto alle proporzioni, è quasi identica per la forma alle proporzioni che si possono ottenere ancora oggi se uno prova a fare un modellino in base ai rapporti di distanze di altezza, larghezza e lunghezza. Esce esattamente in miniatura praticamente un'arca esattamente così. Ed è impressionante vedere quanto combacia, non soltanto per il materiale, per la collocazione, per la grandezza, le dimensioni, per le nervature, per il fatto che ci sono le stanze, quindi è una vera e propria costruzione, per il fatto che presenta un legno pietrificato non pari ai nostri legni che vivono nella nostra epoca con queste condizioni climatiche che noi abbiamo, dove ci sono gli anelli. E l'ultima cosa è per il fatto della forma e delle proporzioni quasi simile, identica a quella che c'è stata. Ci sono state le critiche da parte dei scettici che hanno detto che è impossibile che un oggetto di legno, se provenisse dall'epoca di Noè, si sta parlando di diversi millenni di anni fa, potesse giungere a noi sano e salvo conservato, a meno che non sia protetto, come sappiamo a Pompei, da un'eruzione vulcanica. Ebbene, le ricerche che sono state effettuate da Ron White hanno portato proprio a queste conclusioni, dimostrando che nell'antico passato ci fu un'eruzione vulcanica e che questa lava abbia spinto questa costruzione di questo legno, che poi grazie all'eruzione vulcanica questo oggetto è stato coperto, questa costruzione di legno, e quindi è stata pietrificata. Voi sapete che la lava vulcanica brucia e sposta tutto. Quante volte l'eruzione della lava vulcanica dell'Etna ha distrutto, bruciato le case, oggetti, gli alberi e così via. Se il gettito della lava vulcanica è lento, brucia. Se c'è un tavolo di legno e viene avvolto piano piano dalla lava, viene bruciato, consumato, come la paglia. Ma se vi è un gettito forte, come durante i Pompei, gli uomini sono stati conservati, non c'è ossigeno che fa bruciare e vengono praticamente pietrificati. Quindi, proprio questo è accaduto. Questa conservazione è andata in questa maniera. Questa lava vulcanica che ha piombato ha investito questa struttura, questa costruzione di legno, l'ha rivestito velocemente così da non dare il tempo e abbastanza l'ossigeno per poter essere bruciata. Quindi è stata coperta, spostata, a un fianco sembra ha subito una spaccatura, ma le forme e le dimensioni sono state quelle che sono state trovate ancora oggi possibili individuare, e quindi è stata conservata. Eccoci, questa struttura di un legno molto strano per le nostre condizioni atmosferiche, non identico ai tronchi d'alberi interessanti abituali che noi abbiamo oggi con gli anelli, si rappresenta in questo sito in questa maniera. Ora c'è stata ovviamente inaugurazione da parte del governo
della Turchia, in omaggio al ricercatore studioso Ron White, è stato anche costruito un centro di documentazione, un centro dove i visitatori, andando in Turchia, trovando e visitando Monte Ararat, ancora oggi possono visitare, camminare, avvicinarsi e guardare questo sito molto strano sul Monte Ararat con tutte queste caratteristiche, e gli esiti, gli esami degli esami scientifici effettuati su questo sito anche sono stati documentati e riportati in questa specie di centro di documentazione oggi in Turchia, chiunque può vedere. Ma è molto strana la cosa di rotoli antichi in cui essere supremo, personale, ha raccontato le cose non soltanto riguardo il futuro, ma anche riguardo il passato. Ed è interessante come oggi, alla luce di trovamenti archeologici, possiamo avere più informazioni per depurare e capire se si tratta di leggende o si tratta di una realtà veramente accaduta in un luogo geografico nei tempi veramente descritti anticamente. Un'altra cosa molto interessante è questa: gli oggetti che sono stati trovati vicino a questo sito qua. Se è vero, come secondo i rotoli viene detto, che la prima umanità dopo il diluvio si era inizialmente stabilita qui sul Monte Ararat, dovrebbero esserci oggetti antichi che dovrebbero apparire prima in questa zona e dopo, se hanno popolato la terra più tardi in altre zone, trovare oggetti meno antichi in altre zone, e non al contrario, vero, no? Ebbene, è proprio quello che è accaduto. Ron White, durante gli scavi nella zona dell'Ararat, che sono stati trovati oggetti di ossidiana costruiti con la lava del vicino vulcano al lago Van, 140 km a sud dell'Ararat. Scavi in Assiria, vicino Ninive, hanno dimostrato che ossidiana proveniva dall'Ararat. È molto interessante queste cose qua. Quindi se uno fa gli oggetti vicino all'Ararat, cosa fa? Si sposta, popola l'altra parte del pianeta, ma porta oggetti che provengono da un luogo dove applausivamente ci sia stato prima, vero? E questa è una cosa molto interessante. Hanno scoperto che scavi a Ninive provenivano dall'Ararat. La Siria è stata abitata molti secoli dopo rispetto alla zona dell'Ararat, conclude lui in base alle descrizioni dei rotoli antichi ebraici. Impensabile che i primi uomini, avendo a disposizione ossidiana dell'Ararat, andavano a cercarla a centinaia di chilometri lontano. La Siria si formò molti anni dopo il diluvio, secondo i rotoli. E questo fatto qui è molto interessante, che prima abbiamo oggetti che vengono e provengono da questa zona qui e poi sono trovati in delle zone che sono state popolate più tardi. Un altro fatto molto interessante che riguarda gli animali.